Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Parco del Pollino ha trasmesso una relazione al Ministero dell'Ambiente in merito al ruolo dell'ente nell'ambito del progetto Gole Sicure. Intanto la Procura di Castrovillari sta acquisendo gli atti e valutando la possibilità di avvalersi di una consulenza tecnica. Più di 3.000 candidati per 24 posti di infermiere a Cosenza, le prove e il concorso i primi di settembre all'Unical. La direzione generale, parola d'ordine e trasparenza, sul sito dell'azienda ospedaliera pubblicati i test. Il compleanno senza messa a Paravati per Natuzza Evolo, molti fedeli arrivati nella cittadina della mistica, fondazione e diocesi più vicine. Il comune di Diamante ha proclamato la giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali del giovane ucciso a coltellate nella città del Tirreno. L'amministrazione si costituirà parte civile. Grande partecipazione di pubblico per la serata conclusiva del Festival del Folklore a Castrovillari, la rassegna giunta alla 33esima edizione, tripudio di danze e colori. Parte il campionato cadetto, squadre calabresi in campo nel weekend, Cosenza e Crotone in trasferta, ma stadi a rischio per la prima casalinga. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 per questa nuova edizione. Dopo la fase dell'emergenza adesso se ne apre un'altra, che è quella delle verifiche per l'accertamento delle responsabilità. Dopo quanto accaduto nelle gole del Raganello, la tragedia costata la vita a 10 persone, come richiesto dal Ministro dell'Ambiente Costa, oggi il Parco del Pollino ha inviato gli atti, una relazione in cui sostanzialmente ha definito i compiti dell'ente. Vediamo. Saranno le carte ora a fare luce sulle responsabilità. La tragedia nelle gole del Raganello poteva essere evitata. Chi doveva garantire la sicurezza degli escursionisti? Le risposte si cercheranno nei documenti inviati a Roma. Oggi, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente Sergio Costa, nei giorni scorsi a Civita, il Parco Nazionale del Pollino ha trasmesso al Ministero una dettagliata relazione sui compiti e sulle attività dell'ente. In particolare, nell'atto amministrativo si chiarisce il ruolo del parco nel progetto Gole Sicure, precisando che il compito dell'ente era finalizzato alla sostenibilità ambientale attraverso la mitigazione degli effetti della pressione antropica del Raganello. La stessa relazione, fa sapere l'ente parco, è stata inviata al prefetto di Cosenza. Non c'erano le condizioni di sicurezza nelle gole del Raganello, lo ribadisce il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. La procura sta acquisendo documenti e valutando la possibilità di avvalersi di una consulenza tecnica. Intanto ieri commosso addio a Cerchiara per la guida esperta Antonio De Rasis. Vediamo. Ritrovo in me la voglia di vivere in modo umile, apprezzando tutto ciò che la natura offre. Sto bene, sono vivo. Antonio De Rasis. $5.000 persone hanno partecipato al funerale di Antonio De Rasis, la giovane guida che ha perso la vita nelle gole del Raganello. Nel piazzale di Fontana Vecchia il dolore dei familiari e degli amici e la grande commozione dei cittadini di Cerchiara di Calabria per la tragica morte del 32enne, ben voluto da tutti e noto per il suo amore per la natura, l'altruismo e la generosità, qualità che lo avevano portato a mettersi al servizio della comunità e, da volontario della protezione civile, a partecipare ai soccorsi negli eventi calamitosi del passato, a Rigopiano come la Matrice. È stato il suo senso di responsabilità a costringerlo a lottare il più possibile contro il fango e l'acqua nel tentativo di salvare le persone che si erano affidate a lui per una semplice escursione diventata ben presto un incubo. Nell'omelia del vescovo di Cassano allo Ionio, così come nelle parole pronunciate dai collaboratori, gli amici del giovane e dai rappresentanti delle istituzioni, il giusto tributo e l'ultimo saluto ad Antonio. Intanto proseguono le indagini avviate dalla Procura di Castrovillari per individuare le eventuali responsabilità nella sciagura che ha causato 10 vittime. Eugenio Facciolla non ha novità da comunicare, ma riferiva
riferisce che è in corso l'acquisizione degli atti e i dati attinenti a quanto è successo lunedì nelle Gole. Si valuta la possibilità di avvalersi di una consulenza tecnica. Ci stiamo muovendo ad ampio raggio, dice Facciolla. Tutto ciò che risponde delle condizioni di sicurezza, che sicuramente non c'erano, rientra nelle nostre attenzioni. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha annunciato che lunedì arriverà dalla prefettura il fascicolo frutto dell'indagine amministrativa, mediante il quale riferirà al governo come sono andate le cose e il meccanismo gestionale. Costa ha aggiunto che per evitare incidenti e tragedie occorre il buonsenso organizzato da parte del cittadino, che deve però essere aiutato da chi, esperto e autorizzato, sappia leggere i rischi e mettere in atto i meccanismi di tutela. E cambiamo argomento, più di 3.000 i candidati, 24 i posti di infermiere a Cosenza, le prove del concorso i primi di settembre all'Università della Calabria. La direzione generale parla di trasparenza, anzi la parola d'ordine è proprio trasparenza sul sito dell'azienda ospedaliera, pubblicati i test. Vediamo. Eccoli i test, 5.000 domande in tutto inerenti in materie sanitarie del corso di laurea in scienze infermieristiche, legislazione sanitaria, cultura generale, inglese ed informatica. Materiale pubblicato sul sito dell'azienda ospedaliera di Cosenza e consultabile per i candidati alla preselezione del concorso di infermieri negli ospedali dell'area urbana Abruzia. 3.528 i candidati, le cui domande sono state ritenute ammissibili. Fa sapere una nota firmata dal direttore generale Achille Gentile. 24 i posti disponibili, ma si precisa la graduatoria resterà valida per 3 anni salvo proroghe nel rispetto delle regole della procedura concorsuale. La pubblicazione sul sito dei quiz è finalizzato a garantire, sottolinea Gentile, la massima trasparenza nelle procedure. 3 le giornate di prova previste, 3 le sessioni per ogni giornata. Per ogni sessione verrà estratto un gruppo di 30 domande, 60 i minuti a disposizione di ogni candidato. Il concorso si svolgerà all'Università della Calabria. Le aule interessate sono l'aula gialla e l'aula circolare del Dipartimento di Farmacia e Scienza della Salute e Nutrizione. A vigilare sulla sicurezza, visto l'elevato numero di partecipanti, sarà un'organizzazione ad hoc che vedrà impegnato, oltre alla commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza per garantire il corretto svolgimento delle procedure, allertati anche le forze dell'ordine, il comando di polizia municipale di Rende e il 118. Per i candidati è cominciato il conto alla rovescia. Annunciano proteste eclatanti, 67 autisti del 118, vincitori di concorso in graduatoria però da 2 anni. Si tratta di una graduatoria bloccata dopo aver inviato una lettera al Ministro della Salute Giulia Grillo. Oggi fanno sapere che la mobilitazione continua. Ai nostri microfoni il segretario provinciale dell'UGL Giuseppe Brogni, sentiamolo. Giuseppe Brogni, segretario provinciale dell'UGL di Cosenza. C'è questa vicenda davvero kafkiana di 67 autisti in graduatoria da più tempo, quasi 2 anni, una graduatoria bloccata. Avete inviato una lettera al Ministro Grillo, intanto ci sono state delle risposte? Nel frattempo assolutamente no, tant'è che noi nelle prossime ore invieremo un altro documento alla Guardia di Finanza. Abbiamo già scritto alla Corte dei Conti di Catanzaro e stiamo attendendo una risposta. Abbiamo scritto al Ministro, non c'è risposta ancora. Abbiamo coinvolto il prefetto di Cosenza e sicuramente nelle prossime ore invieremo anche una diffida a tutte le ASP della Calabria, perché nel frattempo, per quanto ci sia questa graduatoria aperta e che questi disoccupati attendono di essere assunti e finalmente uscirebbero, diciamo, dal bacino della disoccupazione, del precariato, ancora ad oggi non siamo riusciti ad avere nessuna risposta, e quindi noi invieremo una diffida a tutte le ASP in modo tale che vediamo quantomeno di bloccare questi nuovi bandi che stanno per emettere, così come ha fatto Cosenza in questi giorni, ha già emanato un nuovo bando di concorso. Quindi noi quello che ci interessa è che facciano capo a questa graduatoria, perché ci sono 67 autisti che aspettano di essere convocati e quindi di essere assunti,
quando invece nel momento c'è una gravissima carenza di operatori. Specifichiamo che i 67 autisti sono vincitori di concorso. Assolutamente sì, dopo 12 anni viene bandito un concorso nel 2016, nel 2017 esce questa graduatoria di questi vincitori, che sono 67 appunto persone che attendono che qualcuno li chiami per poter andare a lavorare e dar manforte a quella che è la criticità sul territorio. Tanto per fare un esempio, solo a Cosenza una sola ambulanza deve andare sul territorio per circa 70.000 utenze. A questo aggiungiamo che nelle varie ASP, sia Catanzaro, Cosenza stesso, tipo lungo a Corvommosa o piuttosto che Belvedere, ci sono delle ambulanze nuovissime che sono ferme lì a Cosenza stesso, che sono ferme lì che però non vengono utilizzate perché non ci sono gli autisti che possono guidarle. Ci spostiamo a Palmi, dove sono stati consegnati al comune 40 beni confiscati. Vediamo. Sono 40 i beni confiscati alla mafia e destinati al comune di Palmi. L'ultimo aggiornamento dell'elenco è del 20 agosto scorso con la disponibilità di questi beni. 3 già affidati in gestione dalla precedente attività e 9 riferiti all'ultima destinazione da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati allo stesso ente. Restano così 28 beni da gestire per usi previsti da regolamento e che sono oggetto di valutazione in questi giorni, in attesa che tutte le procedure sui beni destinati siano chiuse con la prevista consegna del bene all'ente. Con la prossima conferenza dei servizi nell'ottobre del 2018, riguardo sempre l'Agenzia dei Beni Confiscati, il Comune potrà vedersi destinati altri 4 beni riferiti a terreni ad uso agricolo. Abbiamo svolto un lavoro serio e attento, ha affermato il sindaco della città Giuseppe Ranuccio, che ci ha già portato a raggiungere risultati importanti in termini di risposta sull'uso dei beni, con particolare riferimento alla recente destinazione di alcuni di questi che sono passati al demanio per la realizzazione del commissariato di polizia. Abbiamo in programma di proseguire con l'assegnazione per uso sociale a terzi attraverso una procedura di informazione e selezione trasparente e aperta. Da Palazzo San Nicola fanno sapere inoltre che dal novembre 2017 si è intensificata il lavoro di sinergia tra l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, la Prefettura di Reggio Calabria e il Comune di Palmi, che può affermare di avere avviato, sostengono ancora da Palazzo San Nicola, una politica virtuosa in temi di beni confiscati alle mafie, con l'attivazione sulla piattaforma Palmi condivisa dello spazio dedicato al regolamento, all'albo speciale di tutti i beni e alla mappatura dei beni con geolocalizzazione con i riferimenti amministrativi per tutta la fase di affidamento dei beni fino alla trasparenza e sul loro utilizzo. Torniamo ad occuparci dell'accoltellamento a Diamante in cui ha perso la vita un giovane 23enne di Cosenza, Francesco Auggeri. Ebbene, il comune della cittadina tirrenica ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali e di costituirsi parte civile. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Sarà lutto cittadino a Diamante il giorno dei funerali di Francesco Auggeri, il 23enne accoltellato all'uscita di un locale nella cittadina tirrenica. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale, che ha deliberato anche la costituzione di parte civile. L'amministrazione prenderà parte inoltre domenica alle 23:30 alla fiaccolata promossa dalle parrocchie di Diamante e Cirella. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha interessato la notte scorsa un deposito di materiale edile a Badolato nel Catanzarese. Non è esclusa l'origine dolosa. Il rogo ha danneggiato anche una tubazione della rete idrica del consorzio di bonifica, con conseguente perdita della condotta. Ha perso l'orientamento dopo essersi inoltrato in un bosco senza riuscire a trovare la strada del ritorno, ma è stato rintracciato dopo qualche ora. È finita così la disavventura di un 49enne disperso in una zona della presila catanzarese nel territorio di Petronà. Un 55enne è stato arrestato dalla polizia alla Lamezia Terme con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. Dopo una perquisizione gli agenti hanno trovato una pistola clandestina con il numero di matricola a Braso. L'uomo è stato portato nella locale casa circondariale. È tornata in mare la tartaruga Caretta Caretta, soccorsa a giugno al largo di Amantea. L'esemplare, recuperato in gravi condizioni dalla Guardia di Finanza, è stato curato e oggi riammesso nelle acque del Tirreno.
Il compleanno senza messa a Paravati per Natuzza Evolo, che avrebbe compiuto 94 anni. Molti i fedeli nella cittadina della Mistica, fondazione e diocesi più vicine. Vediamo. Al di là delle polemiche, del confronto-scontro tra fondazione e diocesi, non poteva cadere nel dimenticatoio l'anniversario della nascita di Natuzza Evolo, la mistica con le stimmate morta in odore di santità il 1° novembre del 2009. A ricordarla la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, anche se, alla luce dei contrasti esistenti, quest'anno per la prima volta non si è tenuta presso la Villa della Gioia la tradizionale celebrazione religiosa per ricordare il compleanno di mamma Natuzza per via del decreto vescovile che dal 1° agosto 2017 vieta alla Fondazione di svolgere attività di culto. La mistica è stata così ricordata con l'evento che ha visto coinvolto la concert band di Melicucco, diretta dal maestro Maurizio Managò, con la partecipazione del tenore Francesco Anile, della soprano Caterina Francese ed il commento di Franca Falduto. Oltre 2000 i fedeli presenti al concerto. Natuzza Evolo avrebbe compiuto 94 anni. La sua nascita avvenne senza la figura protettiva del padre emigrato in Argentina e mai più tornato, un'assenza che peserà non poco sulla sua vita, ma che rappresenterà anche l'inizio della sua missione di carità e di accoglienza verso gli altri, che la vide, già all'età di 6 anni, dedicarsi alla cura dei propri fratelli più piccoli e a dare una mano ai coetanei più bisognosi, anni in cui la mistica iniziò anche ad avere le prime visioni di Gesù e della Madonna. Nel corso dell'evento di quest'anno il presidente della Fondazione Pasquale Anastasi ha provato a rasserenare gli animi ansiosi in attesa di sviluppi nel rapporto Fondazione-Diocesi, confermando la fase delle trattative attualmente in corso per sanare la frattura. Anastasi ha assicurato che lungo questo percorso si sarebbe già trovato un punto di incontro con il Vescovo per la nomina di una commissione paritetica che dovrà affrontare tra l'altro il nodo, quello più complicato in effetti, dello statuto della Fondazione. Potrebbe essere questo, forse, l'inizio di un dialogo che tutti sperano dia finalmente risultati positivi. Le iniziative di quest'estate, partiamo dalle Terme Luigiane di Acquapesa, siamo in provincia di Cosenza, per un appuntamento di musica, in particolare di jazz, perché nel parco termale ha fatto tappa il Peperoncino Jazz Festival, giunto alla 17ª edizione. Vediamo. Il grande jazz, un concerto che ha entusiasmato il pubblico al Parco Termale Acquaviva di Acquapesa, dove ha fatto tappa la rassegna Peperoncino Jazz Festival. Siamo alla 17ª edizione e oggi qui alle Terme Luigiane siamo praticamente al giro di boa di questa 17ª edizione. Finiremo il festival intorno al 16 di settembre, quindi insomma c'è ancora tanto da ascoltare e da vedere. Sul palco il chitarrista americano Peter Bernstein, considerato dalla critica internazionale come uno dei migliori chitarristi al mondo. Peter Bernstein è ormai un riferimento della chitarra jazz internazionale, le sue collaborazioni sono infinite, non basterebbero ore per citarle tutte, ma come si dice a New York, è un musician's musician, cioè è il musicista dei musicisti, c'è un riferimento proprio per tutti i chitarristi jazz mondiali, diciamo così. Grandissimo artista, grandissimo didatta, grandissimo compositore e arrangiatore, quindi è un personaggio molto molto importante e stiamo felici di averlo ospite al Peperoncino Jazz Festival. Un artista che continua a studiare. Lui studia sempre, studia, approfondisce lo studio del jazz all'università. Ad accompagnare Bernstein gli Straini Summit, una formazione composta dal giovane chitarrista Daniele Cordisco, vincitore del premio internazionale Massimo Urbani nel 2013, dal batterista Elio Coppola ed in qualità di special guest Dario De Ida, annoverato tra i migliori bassisti al mondo. Una serata indimenticabile per gli amanti del jazz. A Castrovillari, per la grande partecipazione di pubblico nella serata conclusiva del Festival del Folklore, la rassegna giunta alla 33ª edizione, tripudio di danze e colori. Vediamo.
È calata il sipario sulla 33esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, un'edizione piena di emozioni, di colori ma anche dolore, investita dalla tragedia che ha colpito Civita con la morte di 10 escursionisti, a cui l'associazione EIF e il suo patron Antonio Notaro, attraverso la chiusura di 3 giorni della Kermesse, ha tributato la propria vicinanza alle vittime e ai familiari, vicinanza dimostrata anche l'ultimo giorno del festival, espressa attraverso la danza, la musica e la preghiera, in un unico abbraccio, un'unica voce, quella del popolo del festival. Abbiamo voluto fermare il festival per 3 giorni, ma non potevamo non far vivere l'ultima sera sia al popolo del festival e sia ai gruppi che hanno partecipato a questa edizione. Tenevano tantissimo far vedere il loro spettacolo, ma noi volevamo anche dare un segno positivo e un segno diverso rispetto a tutto quello che era successo nei giorni precedenti, anche un segnale al territorio di rinascita. In oltre 6.000 si sono ritrovati in Piazza Municipio in questa sorta di viaggio intorno al mondo, con la presenza dei gruppi provenienti dall'Africa, Polonia, Messico, Corea del Sud, Francia, Martinica, Ecuador e naturalmente Italia, con il gruppo ospitante Città di Castrovillari e Proloco di Castrovillari, che ha incollato il pubblico delle grandi occasioni per ben 3 ore e mezza, emozionandosi, partecipando, vivendo le varie nazioni ospiti della Kermesse, così come si è emozionata Doris Cosma, co-presentatrice insieme al direttore artistico, lei che nella sua terra, la Romania, organizza il festival che quest'anno ha ospitato il gruppo castrovillarese del direttore Notaro. Dopo la parata iniziale con la consueta coreografia di Tilde Nocera, sul palco le esibizioni di tutti i gruppi. Nonostante siano passati oltre 6 lustri, il Festival Internazionale del Folklore persiste fiero nel segno dell'integrazione delle etnie e delle loro culture che lo hanno fatto grande e che ribadisce l'universalità di alcuni valori come la fratellanza e la pace fra i popoli. L'associazione già, come ogni anno, ricomincia subito a lavorare per la ricerca di nuovi gruppi, di nuove nazioni che parteciperanno poi il prossimo anno. Siamo al calcio, la Serie B ha i nastri di partenza con le 2 calabresi, Cosenza e Crotone, e Sordio in trasferta per le 2 formazioni che nella prossima settimana dovranno affrontare il problema stadio. Per diversi motivi sia il Marulla che lo Scida non sono al momento disponibili. Gianluca Pasqua. Il campionato degli italiani, così viene definita la Serie B, parte nonostante tutto e con la possibilità che presto ci sia qualche incidente di percorso. Per il momento si scende in campo in 19 e tra queste le 2 new entry calabresi in un senso e nell'altro, Cosenza e Crotone. I lupi saranno di scena ad Ascoli ed è tanta la curiosità di vedere all'opera il rossoblu, alle prese con il prevedibile rodaggio di una macchina ben collaudata nella scorsa stagione, alla quale sono stati aggiunti dei nuovi pezzi pregiati per aumentarne valore e ritmi. Si tratta di trovare la quadratura del cerchio, perché non è facile quando ti arriva dei ragazzi la settimana prima o queste cose qui. Bisogna avere un attimino di pazienza e di fiducia in quello che andiamo a fare, poi piano piano ci sistemiamo. L'avversario merita rispetto, il tecnico Braglia ne ha studiato pregi e difetti. Ascoli è una squadra forte, è stata completata anche loro nell'ultima settimana, hanno preso Artemagni, hanno Beretta e Ganzo davanti. C'hanno in mezzo al campo Casarini, c'hanno Cavion, di dietro c'è Delia, poi c'hanno Valentini, c'è Brosca, è una squadra importante, è una squadra che ha fatto un mercato anche loro per stare fuori dai guai come l'abbiamo fatto noi, perciò anche noi dobbiamo fare una grande partita, iniziare bene, per quello che poi ci compete nel nostro campionato dove dobbiamo vendicare la pelle in ogni gara. E se la priorità è l'imminente esordio in campionato, non si può evitare di affrontare anche il tema riguardante la prima gara casalinga e lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento del Marulla. Spero che il Cosenza possa giocare a casa perché è un evento dopo tanti anni, penso se lo meriti anche il pubblico, la società. Lo stadio è un cruccio anche per il Crotone. La Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli ha sospeso l'agibilità dell'Ezio Scida sulla base del diniego della Soprintendenza Archeologica della Calabria all'utilizzo delle strutture amovibili. Anche in questo caso è una corsa contro il tempo per trovare una soluzione. Intanto la squadra lavora in vista della gara in trasferta con il Cittadella. San Pirisi, uno dei big reduci dell'esperienza nella massima serie, presenta la sfida. Finalmente si inizia, non vediamo l'ora assolutamente di affrontare questa partita che sarà dura, ma cercheremo di affrontarla nel modo giusto.
Assolutamente, l'importante era fare un precampionato importante, cioè nel senso farlo bene, con alta intensità e ascoltare le cose che ci chiede il mister. Poi gli scivoloni ci sono, le amichevoli, finché sono amichevoli vanno bene. L'importante sono le partite ufficiali e soprattutto da adesso in poi il campionato. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Seppur in allontanamento verso la Grecia, la depressione in quota che ha causato l'instabilità dei giorni scorsi continuerà in parte a disturbare le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Mentre nel corso della giornata di sabato l'ingresso di una veloce ma ficcante perturbazione sull'Italia che interesserà principalmente il nord Italia, proveniente dalla Scandinavia, causerà un peggioramento e un brusco calo delle temperature. Sulla nostra regione, seppur in tono minore, dalla giornata di domenica si avvertirà il calo delle temperature a partire dai versanti tirrenici in estensione su tutta la Calabria. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Sabato, generali condizioni di cielo parzialmente nuvolosi con possibili fenomeni. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità sui rilievi con possibili piogge anche in carattere di rovescio in estensione su Crotonese, Marchesato, Presila Catanzarese, Valle del Crati e litorali tirrenici. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, poco mosso il Mar Tirreno con motondosi in aumento dal pomeriggio e venti che inizialmente risulteranno deboli occidentali, rinforzo nel corso della giornata. Poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.